Natura morta con Nautilus, limoni, prosciutto e calice, un olio su tavola di Gerard Jasper, artista del 1600 tra i più rappresentativi nel campo della natura morta durante il periodo della cosiddetta età dell'oro della pittura olandese, è stato consegnato dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia al direttore regionale dei Musei del Veneto a Palazzo Grimani. La storia giudiziaria del quadro di 59 cm x 74 e le relative indagini iniziano nel giugno del 1999 in un palazzo nobiliare veneziano, dopo la truffa subita da un olandese e da altri antiquari che avevano consegnato ad un gruppo di presunti venditori delle opere d'arte. I responsabili furono poi rintracciati assieme a diverse opere, tra di loro però non c'era il prezioso dipinto di Gerhard Jasper, oggetto di ricettazione e di una notevole peregrinazione in Italia e all'estero, infine riapparso recentemente prima in un'asta in Germania in cui era rimasto invenduto, poi in una casa d'aste lombarda dove è stato recuperato dai carabinieri. L'antiquario olandese nel frattempo aveva ottenuto un indennizzo dall'assicurazione e a conclusione delle indagini lo scorso febbraio il Tribunale di Brescia ha quindi disposto la confisca del quadro e la sua destinazione al Ministero della Cultura.